Per finire il discorso sulle ferrovie, con un terzo del tracciato ferroviario della Francia noi avevamo 3 volte i ferrovieri francesi, tanto per la sintesi di come lavora l'Italia. Serbatoio politico classico, per anni e anni, di 50 anni allora. Cioè non ho capito quale sarebbe la conclusione di questo, che se quello che non siamo riusciti a fare in 50 anni lo si fa adesso, allora non aggiungiamo altre cose che sono irrealizzabili. Noi partiamo dall'indipendenza del Veneto, proprio legati a una cultura e una tradizione, perché possiamo cambiare. C'è la corruzione, l'abbiamo ereditata grazie a voi, visto che ti ritieni italiana, 1866, aggregati con un plebiscito truffa. Io prendo le distanze dall'Italia, dal sistema Italia. Istituzioni italiane in marcia dalla radice. Abbiamo in linea Antonio. Che Alessio Morosin è l'unico di 226 tra consiglieri regionali ed ex consiglieri che in tempi non sospetti ha rinunciato al vitalizio e oggi si sarebbe messo in saccoccia 120.000 euro. 1 su 226. Poi a parole sono tutti capaci, però per dire chiarezza, coerenza e credibilità di indipendenza veneta non accetta lezioni da nessuno. Noi abbiamo, anzi Alessio ha cominciato un bel po' di anni fa quando non c'erano neanche questi problemi che ci sono oggi.